Autonomia, si riapre la partita. Il governo rilancia la riforma voluta dal Veneto e dai veneti. Vicenza è protagonista, innanzitutto perché è la provincia che più di tutte ha promosso questa riforma, approvata nel referendum del 2017 dal 98,3% dei vicentini, e poi perché il ministro che per primo ha lavorato all'autonomia e che ha elaborato la bozza è la vicentina Erika Stefani. Oggi al suo posto c'è un altro leghista, Roberto Calderoli, che è pronto a riprendere in mano la riforma per finalmente realizzarla. Quella caratteristica del governo di adesso è che è un governo che parte fin dall'inizio con lo stesso sentimento, con la stessa unità di visione. Gli altri governi sono tutti stati dei governi che hanno trovato comunque un compromesso e credetemi, l'autonomia non è così facile come sembra e necessita molto coraggio. Serve coraggio, coraggio politico. Parola dell'ex ministro per le autonomie Erika Stefani, che più di chiunque altro comprende quali difficoltà possa incontrare il nuovo governo, chiamato a trovare una strategia che consenta di approdare alla riforma che cambierà l'Italia. Oggi il Dipartimento di Affari Regionali è condotto dall'ottimo Calderoli, che è conosciuto per la sua abilità anche diabolica nel risolvere questioni articolate, e confidiamo a questo punto di aver messo nelle mani, sicuramente siamo in buone mani.